Salve a tutti, stiamo per vivere una grandissima, brutta e insomma preoccupante notizia, perché comunque stiamo per vivere questa ondata di caldo davvero molto intensa e lo stiamo già vivendo in questi giorni, le classiche notti tropicali, soprattutto al nord e sul versante tirrenico, si stanno appieno vivendo. E il sud Italia, il versante ionico e la Sicilia un po' meno esposti, perché comunque la ventilazione è da nord che affluisce con aria relativamente più fresca rispetto al resto dei settori, perché dal Marocco quest'aria spinge da sud-ovest e si proietta addirittura molto di più verso la Spagna e la Francia. Qui invece abbiamo degli eventi di termiche davvero estremi, con picchi fino a 43-44 gradi addirittura dalla stima dei modelli. Quindi noi siamo, diciamo, meno esposti, ma insomma con questa configurazione che si va a creare, insomma, avremo un prolungamento di questa ondata di caldo, anche perché le perturbazioni atlantiche, come vedete, non arrivano. Abbiamo questo blocco ad omega dell'anticiclone che poi tra l'altro continuerà ad espandersi anche verso la Scandinavia, verso i paesi del nord-est dell'Europa, quindi non vi sono delle conseguenze particolarmente interessanti. Quindi il prolungamento di questa ondata di caldo, che si concentrerà addirittura entro il weekend anche sul nord Italia, potrà portare i picchi fino a 40 gradi. Proiezioni che lasciano assolutamente diciamo a bocca aperta, ma soprattutto fanno anche incazzare, perché comunque questa ondata di caldo è decisamente forte e potrà proseguire anche a fine mese. Insomma, non ci sono delle prospettive. Non basatevi tra l'altro sul modello americano, perché il modello americano ne cambia sempre ogni 6 ore e se ne inventa di tutti i colori, quindi non vi consiglio il modello americano. La maggior parte dei modelli, tra tutti i 50 circa che ci sono assolutamente concordi nel proseguire con questa ondata di sudore. Quindi andiamo con la giornata di sabato, che appunto potrà vedere solamente qualche sviluppo di multicella a carattere sparso, come vedete, sul settore arancione, quindi sul bellunese, sull'alto trevigiano e sull'alto vicentino, e il rischio nella serata di qualche multicella temporalesca con la grande inattenzione di piccole dimensioni molto probabile e delle alluvioni lampo. Quindi questa è la giornata, diciamo, più critica dal punto di vista delle precipitazioni, con temporali invece isolati sull'Appennino e sul resto appunto delle zone alpine. Come potete vedere, domenica invece continueremo a subire questa estensione del caldo nordafricano, che insomma cosa provocherà? Quindi questo blocco ad omega dell'anticiclone, e continuerà a innalzare le temperature con la corrente a getto, che è sempre ben proiettata verso le alte latitudini. Quindi noi non saremo influenzati almeno fino alla fine del mese, con la possibilità che avremo frequenti temporali causa affondi un po' più freschi solo sull'Europa orientale e la Russia. Quindi solamente questi settori saranno i più favoriti. Tra l'altro, col passare del tempo continuano ad aumentare le possibilità del Super El Niño, quindi questo riscaldamento delle acque superficiali dell'Oceano Pacifico, che tra l'altro sarà il più intenso molto probabilmente dal 1951. Insomma, continueremo a subire tra l'altro un continuo riscaldamento delle acque, e che potranno contribuire quindi a maggiori ondate di caldo e a prospettive anche per rischio di uragani, che si formeranno non solo in Oceano Pacifico ma anche in Oceano Atlantico. Ancora più proiezioni ovviamente distanti, e ovviamente la maggior probabilità che il Niño si presenterà ovviamente nell'inverno, quindi avremo ancora da studiare questo importante evento. Continuate comunque a seguirci, e quindi in riassunto non ci sono dei ritorni alle perturbazioni, ai temporali. Ecco, continuate a seguirci.